Amici bellini, allora io sono un po', un po' stanco perché se vedete qua nello schermo, questo è successo ieri notte e quindi ho dormito zero. Ovviamente la tempesta di neve si è bloccato tutto, si sta sciogliendo mo il ghiaccio nella mia stanza. Vabbè, sono cose che non interessano ai più. Cominciamo. È letteralmente immarcabile. Se la vede da tutti. Allora ragazzi, è arrivata, questo è un video breve, ma la notizia del giorno è arrivata, la stavamo aspettando e recita così. Recita ovviamente così. Insigne Lorenzo Napoli per avere al 26esimo del secondo tempo con gestualità plateale rivolto al direttore di gara espressioni irrispettose. Per questo motivo Lorenzo Insigne prende una giornata, non due come molti avevano detto. Allora a questo punto noi possiamo, evviva, meno male, tutto a posto, esultare, perché tutti si aspettavano la doppia giornata, perché l'espulsione diretta di solito ti porta alla doppia giornata, perché di solito sono frasi irriguardose, non irrispettose, frasi ingiuriose, ecco, questa è la parola che di solito usano, ingiuriose. Per esempio, a Bucchine Mammet è una frase ingiuriosa, per capirci, mentre vai a cagare è una frase irrispettosa, perché non ti sta offendendo, tu lo stai mandando a fare delle cose. Ora, questa è la lana caprina, è chiaro che una reazione del genere Insigne non l'avrebbe dovuta avere, è chiaro che il capitano quindi potrebbe essere sempre un aggravante quando il capitano viene coinvolto in una sanzione disciplinare. Però è anche chiaro, ragazzi, che se l'espressione era irrispettosa in un momento così caldo della gara, dopo che hai fatto quel macello, caro arbitro Massa, perché hai fatto un macello per tutta la partita, e ripeto, molti tifosi dell'Inter sono venuti e hanno riconosciuto anche la mia sportività. Io li ho segnalati tutti. Ho segnalato il fallo di braccio che poi era qui di Insigne che doveva essere sanzionato e l'arbitro fa finta di niente. Non lo vede, eccetera, eccetera. Fallo di Koulibaly che doveva essere sanzionato. Quello. Poi li aumenti tutti insieme. È chiaro che da parte mia io ho visto tutte le immagini, l'ottimo Gerardo Marino ci ha fatto la bellissima immagine, Skriniar quante volte doveva essere espulso, Brozovic quante volte doveva essere espulso, ma parliamo di 4 cartellini gialli a testa. Insomma, al di là di questo, noi abbiamo dichiarato la completa, come si dice, inadeguatezza di Massa completa. E quando tu cominci così una partita così delicata e non ammonisci e lasci giocare, tutte e due le squadre si innervosiscono. Arriva il rigore, è normale che il capitano sbotta, è normalissimo. E lì il buonsenso generale in centinaia di partite dove centinaia di giocatori mandano a fanculo, fanno così, anche solo così è passibile, lo sapete, perché è un gesto. Puoi anche non parlare, se quello ti ammoni tu così puoi anche andartene fuori, ma fanno finta di niente, invece no, Massa ha detto, l'ho sentito, te ne vai per maloso, per malosità, che l'arbitro non può avere la permalosità. Al di là di questo, che cos'è questo, un contentino? Cioè che dice no, perché comunque Insigne ha chiesto anche scusa, Insigne ha ammesso, quindi tutto a posto sotto questo punto di vista, però salta comunque la Lazio. Poi torna col Torino e grazie al secchio, il famoso secchio nella quale la pioggia nella mia stanzetta. Così non va bene. Così non va bene. Cioè, io non voglio essere contento che ci hanno dato solo una giornata. Io voglio essere scontento che ce l'ha espulso in prima istanza. E lì era evitabile. Dal referto si capisce che era evitabile quando lo scrive in quel modo. Altrimenti vuol dire che anche a fine partita, come durante tutta la gara, lui ha detto, aspetta, quello era fallo di Koulibaly, adesso non chiamo il fallo di Brozovic, il doppio errore dell'arbitro, lo fai 2 volte anche a fine partita. Sai che hai esagerato a mandarlo fuori e quindi aggiusti scrivendo irrispettosa invece che ingiuriosa, eccetera, eccetera. Così non va bene, così siete inadeguati. Noi non vogliamo, e voi potete pensarla come volete.
Ma noi non vogliamo assolutamente sentirci vittime del sistema, perché queste cose succedono al Genoa, al Bologna, al Sassuolo, succedono al Benevento, succedono a tutti. Succedono forse anche alle squadre del nord, però me li portassero loro i dossier, perché sinceramente non è compito mio. Io guardo la mia squadra e la mia squadra so che in 3 anni ha avuto 9 rigori, in 3 anni 9, quando le altre squadre ne hanno avuto chi 27, chi 26, chi 24. 9 rigori è impossibile, 0 rigori in questa stagione è impossibile. Allora, se permettete, ci sentiamo vittime, sì. Diteci quello che volete nei commenti, dite che noi piangiamo, dite che vediamo cose. Nelle partite in cui vinciamo, noi vediamo cose impossibili. Il Bologna che tu stai sull'1-0, eri andato sul 2-0, ti annullano il gol di Koulibaly per fallo di mano, ma non vedono il rigore su Osimhen, perché altrimenti quel fallo di mano non esiste. E tu fino alla fine rischi, perché Orsolini se la mangia all'ultimo a tutto, e avremmo potuto fare 1-1 e avremmo perso altri 2 punti. Così non va bene. Ci deve essere un pochino più di rispetto, di omogeneità da tutte le parti, per tutte le squadre, perché io poi vedo Roma-Torino e vedo che Singu per 2 falli, il secondo anche, ma assolutamente non sanzionabile col cartellino giallo, dopo 15 minuti viene buttato fuori, e la Roma gioca per tutto il resto della partita in 11 contro 10. Perché noi no? Perché noi non dobbiamo avere questo tipo di vantaggio logico? Non c'è equità. Allora siamo preoccupati perché mi dispiace, chiamateci vittime, tutto quello che volete voi, non mi interessa. Io devo essere sempre coerente con me stesso, non posso fare finta che è tutto a posto e che il calcio funziona benissimo. No, non funziona benissimo, almeno dal nostro punto di vista non funziona benissimo. Quelli delle altre squadre, che si sentono anche loro penalizzati, facessero come fa Gerardo Marino, il dossier ad ogni partita con tutti gli episodi, e li mettiamo a comparazione e voi dite, vedi, anche la Juventus è stata penalizzata, il Milan non gli chiamano i rigori e i falli che gli devono fare, le ammonizioni alle avversarie dell'Inter non le hanno chiamate. Fateli anche voi e noi diremo, ah sì, sono proprio scarsi con tutti questi arbitri. Fino ad allora, abbiate pazienza, io vedo il mio e vedo cose che voi umani non avete mai visto. Ci dobbiamo preparare per la Lazio, non ci sarà Insigne. Fatemi voi un'ipotesi nei commenti come schierereste la squadra, perché io credo, la mia ipotesi è che ci sarà Lozano, Petagna, Politano, ma c'è l'ipotesi Elmas al posto di Insigne, sempre confermando Zielinski in tutto questo, e quindi lasciare Politano a destra. Dobbiamo capire, perché Gattuso ci ha fatto vedere delle cose interessanti tatticamente con Insigne in campo, ma solo con Insigne in campo puoi fare, secondo me, quella costruzione a 3 dal basso, con lui che si abbassa quasi a terzino. È una cosa interessante, la dobbiamo vedere. La Lazio anche gioca col 3-5-2, quindi era plausibile bissare quel tipo di gioco, no? Anche se la Lazio gioca meglio dell'Inter, fa girare meglio la palla, giocano sui trequartisti che loro hanno più fantasia, con Luis Alberto, con Milinkovic-Savic, quindi una partita diversa che non so cosa aspettarmi e non vedo l'ora che avvenga. Poi dopo Insigne da una gol Torino, e vabbè, che cama fa? Il contentino finto, è come quando tu dici il Napoli sta sul 3-0, gli do un rigore inesistente, così i numeri dei rigori salgono, si equilibrano e alla fine della stagione dice però vedi, li avete avuti i rigori. Voglio vedere i rigori, quelli là necessari, quelli dell'1-0, quelli che ti sbloccano la partita, quelli che ci sono, non quelli inventati per riequilibrare. Oggi sono molto polemico, sarà la questione del roof che mi sta piovendo in camera, non lo so, voi sarete carini con me, parchi e bar, non significa niente, vabbè, e avete capito. Da New York Valerio Fluido è tutto, e io credo che andrò live da qualche parte, forse altre piattaforme, non lo so. Chi è iscritto al canale Telegram lo sa. Un bacio ai miei moderatori, ai miei commentatori e a quelli che lasciano il like, sempre. Amici bellini, vi siete iscritti al canale? Lasciate il like, se non vi siete iscritti al canale siete completamente pazzi. E se arriviamo a 5.000 iscritti io poi vi faccio un regalo, estrazione a sorte, si chiama giveaway, da Brooklyn, Saverio Solido, non mi ricordo.